Riprendiamo la seconda parte della prima puntata del sesto ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia. Parliamo delle residenze, in particolare le residenze sociosanitarie. Nella prima parte il dottor Favoretto ci ha fatto una bella carrellata, un'interessante carrellata, considerazione proprio su cosa significa la residenzialità all'interno del percorso di cura e come deve essere inquadrata, come deve essere inquadrato il discorso. E adesso volevo entrare un po' in uno degli aspetti del decreto della Giunta regionale 1673 del 2018, un decreto che è stato molto Delibera. contestato. Ah, una delibera. Delibera. Delibera, scusate che io ho detto sempre decreto. Delibera della Giunta regionale 1673 del 2018, una delibera che in qualche modo ha messo ordine sulla residenzialità. Il prima dottor Favaretto evidenziava alcuni aspetti mancanti di questa delibera. Adesso io volevo parlare, sempre col dottor Favaretto, di una delle istituzioni, della creazione di una cosiddette residenze sociosanitarie e psichiatriche che sono state istituite da questo decreto. Volevo chiedere a lui che cosa sono e poi sentire da Luana Calabrese, che è con noi, che è dell'AISAM è la presidente dell'AISAM di Castelfranco, che cosa ne pensa di queste RSSP, che sono residenze sociosanitarie e psichiatriche. Allora, dottor Favaretto. Sì, allora in primo luogo ricordo appunto che questa delibera di cui stiamo parlando, come dire, ricorda tante altre delibere che sono state fatte in giro per l'Italia, in tutte le regioni, in cui c'è stata la necessità di organizzare, di dare una normativa sulle residenzialità psichiatriche, anche coerentemente appunto a quella conclusione, quel documento della conferenza Stato-Regioni che l'aveva classificata in quel modo. Una cosa che vorrei sottolineare è che quella delibera tocca molti aspetti, per esempio la programmazione dei posti letto per azienda, per territorio, i criteri e le modalità appunto per quindi l'accreditamento di queste strutture, la quantità, gli standard degli operatori, insomma tocca tanti aspetti, quindi è una delibera molto complessa, in cui alcuni punti, ripeto, sono condivisibili, altri no, sono molto discutibili. Allora cosa dice quella delibera? Dice, quindi nel Veneto abbiamo sostanzialmente tipologie di strutture di questo tipo, e dice ci sono le CTRP, le comunità terapeutiche riabilitative protette di tipo A, di tipo B, a seconda la differenza è diciamo, la quantità di assistenza, che è sempre sulle 24 ore, ma un po' meno intensiva, quindi estensiva nel secondo caso della CTRP di tipo B. Poi abbiamo le strutture sociosanitarie. Le strutture sociosanitarie, dice, sono la comunità alloggio di base, la comunità alloggio estensiva, che è una comunità alloggio di base, ma con tempi di permanenza un po' diversi. Abbiamo i gruppi appartamento, che sono, diciamo, la forma di residenzialità dove l'assistenza è prevista per alcune ore al giorno, e quindi sono quelle che hanno un'assistenza di minore intensità rispetto a tutte le strutture. E poi dice istituisce una nuova tipologia di residenza, che è la residenza sociosanitaria protetta, RSSP. Questa residenza, che a differenza delle altre non ha una chiara temporalizzazione, non è previsto un utilizzo, sono destinate persone che, avendo superato una certa età che viene stabilita in 45 anni e avendo avuto già percorsi riabilitativi importanti, possono accedere a questo tipo di residenzialità, di residenza appunto, per un periodo determinato di tempo. Allora, qual è la logica che ha ispirato questo? Perché insomma bisogna anche un po' dire come sono le cose. La Regione aveva fatto delle rilevazioni e si era resa conto che c'erano molte persone, alcune persone, non pochissime, accolti in strutture o in istituti
inviate dai dipartimenti di salute mentale, e che queste persone erano in queste situazioni da diverso tempo. E questo è un grosso problema. Cioè, scusi, in strutture che non erano strutture psichiatriche, erano strutture residenziali. Erano strutture di tipo psichiatrico non chiaramente accreditate, o strutture o grandi istituti o istituti per disabili o situazioni di questo tipo. Queste persone risultavano in carico ai dipartimenti di salute mentale, però si trovavano in queste strutture, no? Ne ha contate un tot. Ora, il problema è questo, cioè in verità il problema è proprio questo, non è, cioè la RSPP è una conseguenza di un problema sul problema, ma il problema che sta a monte è che nel sistema generale della residenzialità e della riabilitazione c'erano tutta una serie di persone che ne uscivano portate a un percorso sostanzialmente di cronicità. Quello che dicevo prima, dove le metto? No? Dove metto questa persona? Dove trovo un posto la metto. La risposta, e questo è il grande limite della 1673, non è stata quella di dire, beh, allora rivediamo, no? Rivediamo queste persone, rivediamo le loro storie, cerchiamo di capire che soluzioni innovative abbiamo. È stata di dire, beh, siccome sono un po' sparse, facciamo delle strutture dedicate a queste persone. Beh, insomma, sappiamo che in questa logica dove metto le persone, se creo dei luoghi, i luoghi poi comunque si riempiono. Erano di fatto già riempiti nel momento in cui sono stati istituiti, no? Perché poi queste persone andavano a finire in queste strutture. Il problema è che questo crea poi una logica, no? Una mentalità di questo tipo. Una fra le cose positive del 1673 di questa delibera è il fatto che, per esempio, si è parlato prima volta di residenzialità leggera, cioè di una residenzialità sociale slegata dai criteri di accreditamento, che permette di definire, per esempio, soluzioni abitative e di normare tutta una serie di esperienze, cioè di dare la possibilità che tutta una serie di esperienze e di risposte sul piano, per esempio, abitativo, per chi ha bisogno di un posto dove stare. I posti dove stare si chiamano casa, non si chiamano comunità, no? E quindi a chi ha difficoltà a trovare casa, eccetera, eccetera, pur avendo bisogno di un certo tipo di assistenza, e ha chiamato questa cosa residenzialità leggera. Ecco, questo per esempio è un altro degli ambiti che sarebbe, come dire, interessante evolvessero, no, ulteriormente, perché poi si collegano a modalità di finanziamento più articolate, come le basi di salute, hanno delle caratteristiche particolari che invece, io insisto, proprio con le situazioni più difficili e più problematiche possono essere efficaci, no? Nel senso che bisogna essere flessibili e innovativi con queste strutture. E invece su questo la delibera non lo è stata, no? Nel senso che semplicemente ha previsto dei luoghi che sono queste residenze. C'è da tenere conto che una cosa che sappiamo che fa patologia in generale, che è il numero, no? Qui è stato ampliato. Perché le comunità terapeutiche, le piccole intensive, hanno 12-15 posti? Qui invece sono stati previsti 20 posti, che certe volte non sono 20, ma sono 20 più 20 o 20 più 20 più 20. Il che ovviamente, se uno fa i conti, significa creare un piccolo istituto, una piccola situazione in cui c'è sostanzialmente un'assistenza, visti anche i parametri del personale, che difficilmente potrà porre in primo luogo, diciamo, l'aspetto riabilitativo, il pensiero sul percorso, sulle competenze della persona. Ripeto, non è che tutti devono diventare perfettamente funzionanti, ma però il lavoro riabilitativo è dare alla persona la possibilità di fare tutto ciò che può fare. Questo passa in secondo piano perché quando hai un grande numero e una quota di personale, di operatori di assistenza limitata, perché poi di fatto persone che lavorano in queste strutture sono limitate, l'assistenza che dai è un'assistenza sostanzialmente di tipo alberghiero, nel senso che appunto lavori nella logica di istituto. Ribadisco, il problema è la risposta che è stata data a un problema che già c'era e che non è stato considerato forse come poteva essere considerato in un momento di riprogrammazione di quel tipo. Cioè, lei lo dice da due punti di vista. Primo, bisognava capire perché queste persone sono arrivate a quel punto, e esatto. quindi c'è un lavoro di studio della storia di ciascuno di queste persone,
studiare il loro percorso e capire eventualmente che tipo di errori, se si riescono a rilevare. Ma che magari non sono neanche, magari non sono necessariamente errori, cioè sono errori Però nella la collocazione, però ci seconda sono cosa, persone la che hanno seconda bisogno per questione molto è tempo. invece, adesso io non credo che gli psichiatri o il sistema psichiatrico veneto sia particolarmente terribile, penso che ci sia un problema anche della presenza di fallimenti nella cura. Cioè ci sono delle persone che entrano nel percorso di cura, che è un percorso per il quale lo Stato spende tanto, perché la comunità terapeutica residenziale protetta, che ci puoi stare 2 anni, significa spendere 190-200 euro al giorno per queste persone. E poi dopo, semmai, nel DGR, nella delibera della Giunta regionale 1673, si parla di persone che hanno avuto per 10 anni un percorso di cura, quindi c'è stato un investimento importante, però poi, diciamo, la situazione non si è mossa, la persona anzi sta in una situazione di disabilità. Però questa situazione ci sarà anche da altre parti, ci sono anche altre, Certo. anche in altre regioni. E che tipo di risposta stanno dando le altre regioni? Perché la regione Veneto, in un certo senso, ha fatto un coming out, se vuole, no? Sì, Ha detto, no, il problema c'è. dobbiamo come intanto dobbiamo sfatare un mito, no? Nel senso che all'interno della salute mentale ci sono tanti tipi appunto di persone, le persone sono diverse, ci sono persone che hanno delle problematiche che sono molto gravi e molto croniche, no? Cioè le problematiche sono tali, non è che uno non guarisce quindi c'è un errore perché se tutto faceva giusto allora guariva perfettamente. Purtroppo non è così. Per fortuna per molti è così, ma per altri non è così. Allora, questo comunque è una cosa di cui dopo 40 anni della chiusura dei manicomi bisogna prendere atto che una risposta di qualità deve essere data anche alle persone che hanno di fatto hanno acquisito a causa dei loro disturbi, dei loro problemi, una disabilità che però non gli toglie delle altre abilità. Per questo il problema appunto è di considerare la persona e di vedere la storia di ciascuno. Bisogna confrontarsi anche con questa realtà. Ecco, farlo, come dire, relegandolo, emarginandola, come si faceva ai tempi del manicomio, è sicuramente l'approccio sbagliato. Cosa è successo nelle altre regioni? Nelle altre regioni, adesso io non ho certo sotto mano tutti i dati, però quello che posso dire è che, e questo è uno dei grandi problemi della riforma, della regionalizzazione dell'assistenza sanitaria, ci sono state risposte difformi, no? C'è chi appunto ha istituito percorsi flessibili, di salute, assistenza domiciliare individualizzata, progetti individuali e cose del genere, chi invece non l'ha fatto e chi ha istituito queste strutture, chi continua a dare risposte con grandi istituti privati o cose del genere. Quindi c'è davvero una sorta di Babele da questo punto di vista. Però questo è lo zoccolo duro, cioè, voglio dire, la qualità dell'assistenza psichiatrica è sicuramente legata alla capacità di accoglienza, di diagnosi e di terapia per tutte le persone che ne hanno bisogno, ma soprattutto a quelli più gravi, soprattutto a quelli che hanno più bisogno e che sappiamo a causa di patologie che possono essere gravissime. Non è che la psichiatria oggi abbia gli strumenti e le capacità di curare qualsiasi cosa, però può occuparsi di qualsiasi tipo di problema. Gli interventi psicosociali sono fondamentali, i percorsi residenziali fanno parte degli interventi psicosociali, che sono tanti, e soprattutto chi sta più male, chi ha problemi maggiori, è la persona sulla quale bisogna investire di più. Mi permetto di dissentire da lei quando dice che lo Stato spende tanto. Lei può dire, possiamo dire che le comunità costano, ma non è che lo Stato spenda tanto. Lo Stato in salute mentale, la nostra regione in particolare, non sta spendendo tanto, sta spendendo molto meno di quello che sarebbe sensato aspettarsi che si faccia. Sono È vero che... d'accordo. Volevo dire che però su queste persone si investe molto. Come posso diciamo dire? che, Non sulle È una cosa persone i posti assurda. È letti... disabili. come se io I posti... facessi un'operazione del cuore fantastica, favolosa, eccetera, e poi dopo mi prendo il raffreddore e muoio per il raffreddore. Cioè, se io poi la persona non la curo, ho come l'impressione che su alcune persone su cui comunque c'è un investimento, poi ci si perda su. Comunque, ecco. No, no, è vero che i posti letto
rispetto a un certo tipo di ragionamento sono costosi. Ricordo peraltro che un posto letto in ospedale, in cui le persone stanno anche diverso tempo, perché questo è l'altro aspetto, no? La spesa ospedaliera, non è che proprio sono gratis, nel senso che sono 5, 6, 7 volte più costosi di un posto in comunità. Ci sono paradossalmente modalità di intervento che sono meno costose delle comunità. L'inserimento eterofamiliare, per esempio, costa molto meno, però va bene per tutti? No, non va bene per tutti. Il co-housing costa molto meno, va bene per tutti, forse va bene per alcune persone, magari anche persone con una disabilità più importante. Per questo dico che bisogna essere intelligenti e flessibili anche nell'uso delle risorse, di cui c'è però bisogno. Cioè non si può parlare, per esempio, di basi di salute se non parliamo di niente. Cioè, se non ci sono le risorse dietro, la metodologia, diciamo, del progetto finanziato da tutti i soggetti che partecipano alla tutela della salute mentale va un po' così, diventa, come dire, una parola vuota, una sigla che si dice, ma se dietro poi non ci sono le risorse. È Va giusto bene? dire che le comunità costano, questo sì, costano, e che con quei soldi si possono fare altre cose. Sì, sono assolutamente d'accordo con lei. Mi scuso forse mi sono espressa male. Volevo dire che c'è un No, investimento per quella persona che sta in comunità importante, e poi vedere che questo investimento, che è stato importante, poi di 10 anni, non è riuscito a liberare, anzi, porta la persona a finire in una di queste situazioni, diciamo, assistenziali. Per molte famiglie è molto pesante da accettare. Insomma, io conosco certo. delle persone che, pur di non mandare il figlio in RSSP, se lo portano a casa, insomma, con tutte le complicazioni che questo comporta. Questo volevo dirlo. Ecco, no, allora diciamo, per chiarire, che nel Veneto per la salute mentale si spende il 2,5%, lei mi conferma, dottor Favaretto, che 2,9. 2,9. 2,9. 2,9% si scesi. dovrebbe del totale della spesa per la salute, e si dovrebbe spendere il 5%, no? Questo, ecco. Quindi noi siamo Almeno. sotto la media, e questo significa non avere gli psicologi. C'è un problema anche per gli psichiatri, ma è un problema anche legato alla scuola, cioè l'università non forma un numero sufficiente di specializzati in psichiatria, per cui c'è una carenza di offerta, per cui ci sono alcuni concorsi che vanno vuoti, però l'offerta di psicologi ce ne sono tanti e non sono assunti, e sarebbero molto utili, perché gli psicologi servono e possono sicuramente essere di valido supporto agli psicologi, gli assistenti sociali, gli operatori per la riabilitazione, eccetera, perché questo è un aspetto importante proprio del percorso di cura, come abbiamo detto tante volte nelle trasmissioni. Io non do molti dati, ma sicuramente questo 2,9% contro il 5% cui dovremmo avere diritto. Io non ho ancora capito perché poi questo 5% non Non è esce fuori, diritto. qualcuno me lo deve No. spiegare. Va bene, volevamo far parlare adesso Luana, che vuole dirci anche lei la sua su queste residenze sociosanitarie psichiatriche, e poi affrontiamo anche il tema delle rette, che è il tema di cui Luana è più preparata, espertona. Allora, cosa ne pensi tu delle residenze sociosanitarie psichiatriche? Cosa ne pensi tu? Anche la posizione dell'AISAM su questo argomento, no? Dell'associazione in generale, c'è stato dibattito all'interno della nostra associazione. Quando mi hai presentato, non hai detto che sono un familiare. Ah, scusami, sei il presidente dell'associazione e sei anche familiare. Ma sono soprattutto un familiare che si prende cura di questo grossissimo problema da oltre 40 anni. Nel 78 è iniziata la mia situazione di cura indiretta. Allora, l'istituzione delle RSSP da parte della Regione Veneto ha rappresentato una regressione nella programmazione. Ha rappresentato una delusione per noi familiari,
per le associazioni, perché hanno visto consolidata una pratica, cioè di avere un grande numero di persone in strutture da molti anni, e queste erano strutture ex di persone provenienti dall'ospedale psichiatrico inizialmente, e poi hanno ricevuto i nuovi utenti. Sono strutture che ci sono in tutte le province più o meno, e nella nostra USL ce n'è una di 40 persone, e a Verona, ex Marzana, ce ne sono anche lì una quarantina, prima erano 60, insomma così. A Padova ci deve essere stato uno zoccolo duro, ma forse non ce n'erano, e quindi hanno istituito una RSSP nuova al Parco dei Tigli, cioè isolata. Quindi il problema non è Parco solo dei Tigli è numerico, un sui ospedale privato, è un tra ospedale, l'altro, una clinica, e mentre diciamo, il DGR, psichiatrica la delibera privata, regionale, dice chiaramente che queste strutture dovrebbero stare all'interno di un abitato, in modo tale che le persone possano uscire, socializzare, eccetera. Parco dei Tigli è un posto bellissimo che sta in mezzo ai colli sì, e Euganei, ma è però l'ultimo piano di una clinica privata di 4 piani, isolata a 2 chilometri dal primo centro abitato, che è Teolo. Ecco. E assolutamente non permette nessuna socializzazione con il paese vicino. Ma socializzi con gli altri pazienti e con gli infermieri. solo, sì, attualmente poi col Covid è un problema ancora più grosso. Quindi il problema di queste RSP sono: uno, che non erano previste dal progetto obiettivo di 10 anni fa, dove sembrava tutto tendente alla riabilitazione della persona. Queste invece nascono, almeno inizialmente, come strutture per persone non più riabilitabili, ma proprio detto così. Per cui non era prevista neanche un minimo di assistenza, diciamo, sanitaria, se non una visita ogni tanto, e soltanto personale, OS, infermieri al massimo. Ecco, a luglio dell'anno scorso, proprio perché la cosa era eclatante, si è aggiunto una percentuale di ore, si sono aggiunte per gli psicologi. Quindi hanno pensato che devono essere comunque strutture riabilitative. Lo hanno scritto, ovviamente. Di fatto, come erano prima, cioè più o meno destinati a rimanere lì a vita, e noi come associazione abbiamo sempre contestato sta cosa, così restano, coinvolgendo però e immettendo nuove persone addirittura di 45 anni. Per me i 45 anni non sono la fine di una persona, è nel fiore, quindi se non riesci a riabilitarli o comunque ad inserirli, come diceva il dottor Favaretto, non tutti guariscono, ovviamente, però devi dargli una vita, una destinazione, un progetto vitale anche nelle sue condizioni, non relegarlo al quarto piano dei colli o all'altra struttura della mia USL. Sulle situazioni voglio lasciar perdere. C'è un altro discorso che invece mi preme. Queste strutture, che già dovevano essere chiuse intorno al 90, perché si sono chiuse tutte le RSA psichiatriche e sono rimaste in piedi così, dovrebbero, secondo tra l'altro alcune disposizioni più che della regione, di alcune USL, dovrebbero queste persone essere rivalutate e reinserite nel loro ambiente
consono alle condizioni in cui si trovano. Per fare un esempio, una di queste persone è un mio pupillo, cioè io sono un tutore, e rischiava di rimanere a vita in questa struttura con tanto di prescrizione medica, eccetera, se io non mi fossi proposta di inserirlo nell'appartamento che ho personale insieme a mia sorella e con la condivisione del giudice tutelare. 45 anni, lui sta bene, è da un anno che sta in casa mia, è una persona che è curata, sta bene, fa una vita bellissima, perché a questo punto meglio di così non potrebbe farlo, ed era destinato a rimanere lì, dove ha perfino tentato il suicidio per uscirne. Cioè, ecco, questa considerazione che io faccio per uno può essere fatta, non dico per il 100% di quelle 40 persone, ma per la metà di sicuro. Poi ho visto anche altri esempi di persone che sono state inserite in comunità per tanto tempo e per fortuna inserite invece in gruppi appartamento hanno ripreso la loro vita. Ecco. Quindi si può fare, e se si può fare, come diceva qualcuno, si deve fare. Almeno Certo. questo di solito è quello che si dice e che si dovrebbe fare. E vabbè, chiudiamo questo discorso, però la cosa fondamentale è veramente guardare ai bisogni della persona. Questo sia all'esordio, sia durante e sia quando sembra che non si possa fare altro. Perché una vita decente spetta a chiunque. Certo, poi penso Ecco. che sarebbe molto utile se noi riuscissimo a raccogliere queste storie. È vero che c'è la privacy, non sempre le persone si vogliono esporre raccontando la loro storia, però ci sono tante storie positive di persone che apparentemente erano state, diciamo, classificate come inguaribili e invece poi hanno fatto un percorso di recupero molto importante. Io faccio parte di questo coordinamento per le parole ritrovate, sono andata appunto a un incontro, all'incontro nazionale, e ci sono delle storie, ci sono delle persone che hanno raccontato la loro storia, una in particolare mi ricordo ci ha fatto vedere la foto della diagnosi che diceva inguaribile, intrattabile. Lei l'è andata a riprendere questa diagnosi, ce l'ha fatta vedere, invece adesso è una persona che fa anche tante cose, si batte anche per gli altri utenti e ha anche fatto un percorso di consapevolezza. Ecco. Quello che volevo dire, mi pare che su questo siete tutte e due d'accordo, volevo chiudere questa seconda parte della nostra trasmissione, è proprio l'importanza della partecipazione dell'utente nel proprio percorso di cura. No? Mi sembra che siete tutte e due d'accordo, ma volevo sentire una battuta sia dal dottor Favaretto che da Luana su questo argomento. Direi che questo della partecipazione, della condivisione di responsabilità è uno dei fondamenti, no, della riabilitazione. Cioè, la riabilitazione non si fa su, ma si fa con. No? Il concetto più volte utilizzato, no, di empowerment, cosa significa? Significa che bisogna ritornare alle persone la possibilità di avere un autentico protagonismo. Nella nostra regione, per fortuna da non molto, però è nata per esempio un'associazione di utenti e devo dare testimonianza personale, tutti i contesti in cui questa associazione si è mossa, è quella che spesso ha manifestato una lucidità di analisi onestamente superiore a quella di altre categorie professionali o di altri rappresentanti. E questo non è per un elogio, no, un po' populistico del dire, no, ma è perché chi vive la situazione non può subire anche il pregiudizio di dire tu non hai parole in carico, in merito. Cioè deve avere e ritornare il diritto ad averci una parola in merito. E ogni percorso riabilitativo che ha possibilità di successo ce l'ha a partire dalla condivisione. Questo è un punto su cui il coordinamento della salute mentale del Veneto, che appunto comprende tutte le associazioni, dalle società scientifiche fino alle associazioni degli utenti, dei familiari, al privato sociale, insiste molto, cioè il fatto della partecipazione e della condivisione.
Non si può fare programmazione senza partecipazione, perché i punti di vista sono indispensabili, sono importanti quanto i dati. I dati sono fondamentali, ma solo i dati, se non vengono letti con la partecipazione del vissuto delle persone, con le loro esperienze, con quello che ne hanno dedotto, certe volte si può discutere sulle esperienze, perché si possono anche arrivare a delle conclusioni che sono limitate, perché magari quell'esperienza è limitata, ma non importa, cioè è comunque necessario ed è importante. Quindi questo è un punto fondamentale. Centralità della persona significa anche protagonismo della persona. Va bene, se volevi fare anche tu una piccola considerazione, Luana. Ovviamente sono d'accordo. D'accordo, va bene. Chiudiamo Non c'è questa da seconda aggiungere altro. parte, ci rivediamo tra pochi minuti per la terza e ultima parte. Grazie.